Nome, Salvatore Sisto, in arte e strada, professione. cantante cabarettista, autore e compositore e qualche volta anche attore. Attore. Perché cosa hai fatto? Ho fatto in passato tante esperienze teatrali, alcune anche cinematografiche. L'ultima in Gomorra la serie, dove interpretavo il ruolo di un agente penitenziario. Com'è stato recitare con Pietro Savastano? È stata un'esperienza bellissima, una parte di 3 minuti che ha visto il mondo intero. In pochi anni hai scritto per molti artisti. Qual è il vero segreto? Serietà, professionalità e soprattutto tanta umiltà. Hai inciso 2 album. È vero che tra il 99 e il 2001 hai fatto molte serate? Sì, facevo la media di 300 serate l'anno, poi ho avuto problemi alle corde vocali e mi sono dovuto fermare. Squaglia la sta canna, tu fai una cartina, tu preparo 20 cine a mamma Marcellino, ci facciamo quando non vogliamo ci arrivi mare, e passa mi sta birra, sino che ti scompare. Squaglia nata secca, quando ricano uno, doni piglio valore, non mi dare tassi, guagiuno, con su camera, se sure, ci facciamo pure bagno, che c'ho guagiueri, che guardate la castagna, tipo fumare, è una cosa che fa male, se a me non ci pensiamo. Ti ricorda qualcosa questa canzone? Sì, Chi vuoi fumare, una canzone scritta e cantata da me nel 98 e praticamente mi ha dato tantissime soddisfazioni, è stata più volte remixata da tanti DJ di tutta Italia e ha fatto il giro del mondo. Come mai questa compilation? Era una cosa che volevo fare per me e per i cantanti, Cosa consigli ai giovani che intraprendono questa strada? di crederci sempre e di non fermarsi mai al primo ostacolo, perché nessuno ti regala niente e bisogna sempre lottare.